Ciao ragazzi, questa è la gente della transumanza Lessina. Abbiamo fatto colazione. Sì. Dobbiamo partire. Alle mezz'ora che siamo qua. L'ultimo voto non può dai. Eccolo. Questo è Luca Campara, giusto per farvi capire. Eccolo qua. Ciao. Adesso partiamo. Te ne pari stracco, Luca? No. Però è sempre bello. Sì, no, è bello. Bisogna far così, vero? Luca? Beh sì, è una tradizione da portare avanti. Questa è la Lessinia. Esattamente. Stefano Brutti, fondatore di Magica Lessinia. Hai seguito che tu la mandria, no? Assolutamente sì. È questa la Lessinia magica. Una tradizione da seguire e da insegnare anche magari ai figli, che sarebbe una cosa buona. E quanti le fanno ancora queste cose? Purtroppo pochi, e anche molti allevatori tendono ad abbandonare perché comunque è una cosa faticosa. E purtroppo è una cosa che sarebbe da tramandare alle nuove generazioni perché insegna tanto. Teniamo duro. Vuoi? Senz'altro. Secondo me l'anno prossimo ci inventiamo qualcosa. Magari sì, restate in ascolto. Continuate a seguirci ragazzi.